gente, sono Salvatore, ma per gli amici sono Crazy. Praticamente sono le 2 del mattino, raga, e in casa fanno festa. Vabbè, non lo so perché stanno facendo festa. Praticamente la conoscete tutti, diciamo l'amica di Octi, Gaia, che non so alla fine con chi si è fidanzata. Boh, non ho seguito più le loro storie d'amore, ma comunque ho deciso di spiare una ragazza che non conosco, perché è arrivata ieri, non ci ho fatto, cioè non ci ho preso proprio tanta confidenza. Per 24 ore, è proprio una challenge che mi sono chiesto. Vedrò cosa fa una ragazza per 24 ore in questa villa e scopriremo tutti i segreti che, diciamo, la circondano. Prima di iniziare però vi ricordo un like, un'iscrizione al campanello e mi raccomando codice CMAD CMED nel negozio oggetti. Raga, secondo voi scopriremo qualcosa? Intanto vi informo che qua fanno feste e festini, cioè ora ve lo voglio far vedere qua. Bella raga, ciao, salutate tutti. Sto recando la bella, ciao. Sì, grandi. Allora, grandi. Ok raga, io non so il perché stanno facendo festa a quest'ora, ma comunque Gaia è lassù e ora andremo a vedere quello che fa. Non so cosa sta facendo, siamo appena arrivati proprio a casa. Sono tutti in salone e lei è salita, quindi ho detto ok, ecco ora, quindi andiamo a vedere. Raga, stanno mettendo, c'è un casino assurdo là sotto, eccola. Piano, devo fare benissimo. Raga, mi nasconderò in camera di camp per ora. Ok, sono praticamente in camera di camp. Devo stare tranquillo, accendo la luce e proverò. Oddio, là c'è il vetro, la vedete tutti, raga. Spengo la luce perché sennò se ne accorge. Zitti. Ok, raga, ecco. Ma c'è musica là sotto. Ok. Allora la situazione è molto semplice. Qua non so cosa stia facendo realmente Gaia, quindi boh, e si stia struccando, forse perché è appena arrivata. Io adesso rimarrò un po' in camera di camp, dato che loro sono laggiù. E 24 ore sarà realmente impossibile, ma io ci proverò. Sarà difficile, ma io ci proverò. Raga, è molto complicato. Adesso aspettiamo, non lo so, vediamo che fa e boh, vediamo che succede, ecco. Raga, eccoci qua. Zitti, dobbiamo stare zitti, guardatela. Lei non ci sente, c'è veramente troppo casino là sotto, raga, stanno giocando, non lo so. Oddio, eccola qua. Prova a zoomare, vediamo se si vede qualcosa, ma no, la vedo durissima. La vedo veramente dura, raga. Eccola. Eccola qua, raga, eccola. Si sta lavando la faccia perché è appena arrivata, sta continuando a struccarsi, ma cosa sta facendo? Dobbiamo stare zitti. Zitti, vediamo che fa. Shhh, stiamo. Oh, se ne sta andando. Zitti, raga. Raga, praticamente è andata in camera sua. Vabbè, che sarebbe anche quella di Octi, cioè vivono lì per ora. Oh, ecco. Oddio, no. Ah, si sta mettendo il pigiama. Ragazzi, c'è un casino assurdo là sotto, raga. C'è veramente un casino assurdo, non si capisce niente, raga. C'è veramente un casino assurdo, quindi è perfetto. È proprio l'alibi che ci serviva, non si sente niente. Raga, lei si stava spogliando, vabbè, si sta mettendo sicuramente il pigiama, non lo so. Sì, perfetto, là sotto non si capisce niente, quindi è veramente perfetto. Eccola, raga, eccola. Zitti tutti. Oh, si sta mettendo il pigiama. Oh mio Dio. Ok. Allora, raga. Dobbiamo stare calmi perché se lo scopre questa mi denuncia. No, vabbè, mi denuncia no, però mi picchia, raga, secondo me. Cioè, abbiamo parlato qualche volta così, ma non è che abbiamo parlato troppo. Raga, io ho veramente paura. Non so cosa fare. Ho paura che mi scopre. 24 ore è realmente difficile. Siamo qua da 20 minuti e lei ha da 20 minuti che si strucca ancora. Ah, devo stare calmo. Andiamo in bagno. Mio Dio, era un passo da scoprirci. Non ci credo, era veramente un passo da scoprirci. Raga, praticamente si sta addormentando, non penso sia ancora addormentata. Oh mio Dio. Ok, forse la prima parte della serata l'abbiamo fatta. Sono le 3 circa, non lo so che ora sono, e lei si è messa a dormire. Andiamola a rivedere. Dobbiamo stare attenti perché qua, se succede qualcosa. Ecco. Ok raga, sembra che sta dormendo. Non lo so se si è già addormentata, ma noi adesso faremo una cosa. Noi ci metteremo qua in camera e aspetteremo. Loro sicuramente Cap, gli altri, non lo so, stanno giocando. Poi mi unirò pure io, stanno giocando con le palline, non lo so, a centrare i bicchieri, non so che stanno facendo. Però comunque sia, io poi mi ci unirò, penso, se lei rimarrà a dormire. Vediamo che succede. Boh, adesso mi apposto dietro camera sua e
Non so se la notte si alzerà. Sarà una lunga nottata. Ovviamente io vi riprenderò un po' di roba, non lo so, vediamo che succede. Raga, è passata circa, non lo so, 30-40 minuti, non lo so. E lei adesso dorme sicuramente, ci sono andato anche vicino, ma non ho registrato, non si è svegliata. Quindi posso permettermi di parlare un po' più alto. Ve la faccio vedere. Dorme profondamente, raga. Dorme. E quindi ho avuto un'idea geniale. Mi nasconderò dentro il suo bagno. Sono proprio curioso di vedere cosa farà tutta la notte. Oh mio Dio, mi ucciderà, se mi scopre mi uccide. Adesso io mi metto nel suo bagno, ok, piano piano, ancora qua. Piano. Shh. Devo stare zitto. Ok, sono nel suo bagno, sono salvo. Adesso mi metterò qua e comincerò ad aspettare. Appena sentirò un po' di movimenti strani, sarà lei, penso, per forza. Perché là vanno a dormire alle 6 del mattino. Oggi si sono svegliati alle 5 di pomeriggio. Come vedete? Cioè, ci siamo tutti svegliati alle 5 di pomeriggio, tranne lei, vabbè, quindi è l'unica che ha un ritmo normale di vita. E adesso aspettiamo e vi faccio sapere, vi aggiorno se succede qualcosa. Penso che non succederà nulla, cioè dormirà come le persone normali, penso. Vi faccio sapere. Raga, è passata circa un'oretta, le cose ancora qua continuano. Sento le coperte che vanno, raga, sento le coperte che si muovono. Non so cosa stia succedendo, io non posso aprire, non posso realmente aprire. Si sta muovendo, raga, non posso aprire. No, se apro, se mi scopre. No, raga, mi sta scoprendo, forse mi sta scoprendo, ti prego. No, se n'è andata. Se n'è andata, raga, se n'è andata. Ecco, sta scendendo le scale. Se n'è andata, ma dove sta andando, raga? Se ne sta andando. Zitti. Se n'è andata, raga. Raga, eccola. Ma che cosa sta facendo a quest'ora? Là piove. Ma sta piovendo. Ma cosa? Dove sta andando? Ma che cosa? Ma sono le 4 del mattino, raga. No, sono le 3, non lo so. Aspetta, la seguo. Ma che sta facendo, raga? Ma poi piove. Ma dove sta andando? Raga? Dove sta andando? Oh mio Dio, ma sono le 3 del mattino. Eccola, ma dov'è? Dove sta andando? Ma sta andando in piscina. Gli altri stanno facendo festa lassù, vabbè, ancora. Raga, stanno facendo festa. Ma dove sta andando? Cerchiamo di inseguirla piano piano, raga. Oh mio Dio, stiamo spiando una ragazza. Mamma mia, sono già 2-3 ore da spiatore. No, ok. Qua mi uccide per forza. Piano, parla piano. Oh, eccola, si è seduta in piscina, raga. Si è seduta in piscina. Aspetta, si è seduta in piscina. Mi avvicino. Forse mi sente, non lo so. Devo stare piano. Devo stare zitto, ok? Allora facciamo così, io l'aspetto lassù perché è troppo rischioso stare qua. Se mi sente, ma sta toccando l'acqua della piscina, ma che sta facendo, raga? Che sta facendo? Non lo so. Io ritorno, raga. Ho troppa paura, quindi adesso ritorno. Devo ritornare subito. Raga, sta salendo. Raga, sento passi, qualcuno sta salendo. Eccola. Sta salendo. Oh mio Dio. Dove sta andando? Sta andando in bagno. No, dove sta andando? Oh, raga, sta andando in camera. Devo stare calmo. Aspetta. Ah, è andato nell'altro bagno. Ma dove? È andato nell'altro bagno, raga. Sta lavando la faccia. Ve la faccio vedere meglio. Oh. Ciao. Cosa? Io? Di che stai parlando? La videocamera in mano. No, aspetta, non è come pensi. Aspetta, parliamone un attimo. Non è come pensi veramente. Ti giuro che non è come pensi, ok? Ascolta, non è come pensi veramente. Non ti stavo spiando. No, ti giuro che non ti stavo spiando. Ti dico che non ti stavo spiando. Ma cosa ti fa pensare che io ci stia spiando? Posso andare? No.
Come siediti? Vieni a sedere. Dai, va, non ti stavo spiando. No, vieni a sedere. Ok, mi metto a sedere. Allora dimmi tutto. Che stai facendo? Ti giuro che non sto facendo niente. Era un video così, ho detto, faccio una clip con Gaia, che è appena arrivata in villa. Vabbè, abbiamo parlato prima, c'era due shoot. Scusa, non è che se abbiamo parlato allora significa che siamo amici, super amici. Ma che significa? Questa roba, per favore. Vabbè, è il mio daily vlog che sto facendo, cioè 24 ore nella vita di youtuber. ok. Quindi purtroppo devo tenere. Cioè, tanto questa parte viene devi velocizzata. tenere, ovviamente. Sì, devo tenere reccato perché sì. Dai, comunque non è come pensi, te lo giuro. Cioè, posso andare? No, siediti. Oh, Mettiti a sedere. ho capito, mi metto a sedere. Allora, che devi dirmi? Cioè, era semplicemente uno scherzo. No? No, No? no, No. no. Allora, mi dispiace. Lo so che è stata una bruttima mossa, però, cioè, mi fai simpatia. Continua così. Ciao. Te ne vai? Sì, me ne vado. Vai. No, me ne vado? Posso andare? Sì, vattene. Vattene? Quindi vattene? No, vado. Mamma mia, ma cosa ho fatto di male, Cioè, cosa ho fatto di male? Vattene. Gaia, scusa. Dai, perdonami, era solo un video. Ok, scusa, dai, puoi perdonarmi. No. Vabbè, ok, sì, fai come se mi avessi perdonato, ok? Ecco. Rega, alla fine è finita, diciamo bene, cioè... lei si è un po' incazzata, ma vabbè, nulla, non ce l'ho fatta, sono un idiota, non ce l'ho fatta spiarla per 24 ore, ok? Non ce l'ho proprio fatta, ma non ci posso far nulla, cioè, raga, è impossibile! Cioè, in una casa, spiare per 24 ore è realmente difficile. Però abbiamo scoperto che Gaia si mette il pigiama, che Gaia fa le passeggiate notturne e che Gaia si lava la faccia la notte. Quindi, detto questo, hashtag Crazy sei un grande spiatore random. E fatemi sapere, secondo voi chi dovrei sfidare, chi dovrei spiare in un prossimo video di Spio per 24 ore. Ok, diciamo che non è andata molto bene. Al prossimo video. Cavolo raga, mi picchia la prossima volta, ne sono sicuro. Non lo farò mai più, ve lo giuro, non lo farò mai più. Zero.